Buongiorno dal TG Sicilia, subito i titoli di questa edizione. A Paternò nel Catanese 2 turiste ungheresi violentate da 3 marocchini senza permesso di soggiorno. Avevano accettato un passaggio al loro B&B. Venerdì prossimo in città la Commissione Nazionale Antimafia. Ferito un uomo a colpi di pistola nel quartiere Ballarò a Palermo, non è in pericolo di vita. Anche nel capoluogo di regione l'allarme sicurezza è alto. Una città segnata dalla criminalità minorile, ma anche da storie di rinascita. A Gela il procuratore per i minori cosentino lancia l'allarme. Troppi adolescenti scelgono la strada sbagliata, spinti da solitudine e da famiglie fragili. Intascava i soldi che cittadini ed avvocati pagavano per i ricorsi amministrativi. Funzionario del TAR di Palermo è già stato licenziato, indagano Procura e Corte dei Conti. Avrei dovuto agire prima, nelle parole di Matthew Griffiths, il marinaio di guardia la notte della tragedia, potrebbe esserci l'origine di errori umani che avrebbero causato il naufragio del Bayesan, in cui morirono 7 persone. E poi il caso Khan si chiude con l'archiviazione, niente processo per i funzionari regionali che firmarono i contratti da 3.700.000 euro in 3 anni. Il mercato dei mutui, secondo Banca Italia, i siciliani non si scoraggiano e i numeri parlano di una crescita dei prestiti alle famiglie e di una diminuzione dei tassi di interesse. L'età media di chi richiede un mutuo è di 40 anni e 8 mesi. E poi il calcio, vigilia di campionato per il Catania che domani sera affronterà il Monopoli. I rossazzurri reduci da 2 vittorie consecutive non vogliono fermarsi. Impegni in trasferta per Trapani e Siracusa. Dunque lo avete sentito, a Paternò 2 turiste ungheresi violentate da 3 marocchini senza permesso di soggiorno. La Commissione Nazionale Antimafia si riunirà venerdì prossimo per un confronto con prefetto, amministrazione e procura dopo gli episodi di criminalità. Luca Ciliberti. Sicurezza a Catania, l'attenzione resta altissima. L'ultimo caso è accaduto a Paternò. 2 giovani turiste ungheresi sono state vittime di violenza sessuale da parte di 3 migranti di origine marocchina di 21, 22 e 24 anni senza permesso di soggiorno in Italia. Le 2 turiste avevano accettato un passaggio dai giovani che non conoscevano per tornare al loro B&B, ma i 3 le hanno portate in un luogo appartato e hanno cominciato a palpeggiarla all'interno del van sul quale viaggiavano. Fortunatamente una di loro è riuscita a chiamare la sorella dicendo di localizzarla. Lei poi ha allertato le forze dell'ordine. La polizia ha arrestato i 3 e nelle ultime ore nuova attività di controllo straordinario a San Cristoforo, quartiere ad alta densità criminale a Catania. Oltre 50 poliziotti hanno battuto palmo a palmo il territorio sgominando alcune fiorenti piazze di spaccio. Alla luce dei recenti fatti di cronaca, sparatorie notturne, violenze di gruppo e non ultimi 2 omicidi in pochi mesi per mano di 2 parcheggiatori abusivi, venerdì prossimo si riunirà a Catania la Commissione Nazionale Antimafia. È fondamentale che lo Stato faccia sentire la propria vicinanza ai cittadini catanesi con fermezza e soprattutto con atti concreti. E la Commissione Antimafia sarà qui per ascoltare, approfondire e dare un segnale forte di presenza alle istituzioni. La Commissione, come ha già fatto altre volte, si adopererà per cercare di dare un contributo e per esercitare le proprie prerogative volte appunto ad approfondire ma anche a rassicurare il contesto sociale. Dai primi esiti dell'autopsia disposta sul cadavere di Alessandro Indurre emerge che il 40enne è stato ucciso da una coltellata scagliata al culmine della lite con il parcheggiatore abusivo etiope conosciuto nel quartiere come Thomas all'interno dell'area di sosta della MTS di Corso Sicilia. E ancora violenza, spari e un ferito a Ballarò. Un uomo di 49 anni è stato raggiunto da un colpo di pistola. Non è in pericolo di vita, ma si riaccende l'allarme sicurezza a Palermo. Marco Gullà.
La legalità uccide, 41 bis, uguale tortura. Siamo nel cuore del quartiere Ballarò e proprio qui, ieri sera, si è tornato a sparare. Proprio davanti a queste scritte un uomo, Antonino Madonia, di 49 anni, è stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco. Contro Madonia sarebbero stati esposti 4-5 colpi di pistola. Solo uno è andato a segno. I carabinieri hanno passato al setaccio la zona per cercare bossoli e tracce della sparatoria. Si stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di risalire agli autori del ferimento e ricostruire anche i possibili motivi. Un episodio che torna a far scattare l'allarme sicurezza nel centro storico. Proprio qualche giorno fa il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi preannunciava un irrobustimento di uomini per far fronte all'emergenza. Ha confermato l'impegno del Ministero a irrobustire le fila delle forze dell'ordine che operano a Palermo. Credo che all'interno del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica si sia fatto e si stia facendo un buon lavoro attraverso il dispiegamento interforze sul territorio, al quale partecipa anche la Polizia Municipale. E come vediamo da queste immagini, in via Macheda ci sono presidi fissi delle forze dell'ordine, ma come è noto, dal tramonto in poi, in questa fascia di città cambia tutto. Del resto c'è chi è convinto che la legalità uccide. Una città segnata dalla criminalità minorile ma anche da storie di rinascita. A Gela il procuratore cosentino lancia l'allarme. Troppi adolescenti scelgono la strada sbagliata, spinti da solitudine e famiglie fragili. Il servizio di Gerry Italia. Senso di impunità e voglia di soldi facili legati allo spaccio e al consumo di droga. Gela, cuore del Nisseno, resta terreno fertile per una delinquenza minorile che non arretra. A denunciarlo il procuratore per i minori Rocco Cosentino dopo l'arresto dei 2 giovanissimi responsabili della spaccata in pieno centro storico a Gela ai danni di una gioielleria. Per la procura per i minorenni non è un caso isolato, ma il riflesso di un fenomeno radicato. Ragazzi poco più che adolescenti che scelgono la violenza per sentirsi forti, spesso cresciuti in contesti familiari fragili, quasi sempre lasciati soli. Per descriverli Cosentino usa un paragone forte, arancia meccanica, episodi segnati da ferocia e spettacolarità che ricordano un'estetica di violenza cieca. Eppure dietro questi gesti brutali ci sono storie di fragilità. Nel 99% dei casi, spiega il procuratore, i reati nascono dentro le mura domestiche dove mancano guida e sostegno, ambienti che generano devianza più che alternative. Il 99%, ribadisco, questo numero delle responsabilità per i problemi che affliggono i giovani è da ricondursi alla famiglia. È da dire però che se molte volte per la nostra esperienza quotidiana è vero che la famiglia trascura i giovani, però anche è vero che ci sono dei casi positivi, cioè che fanno ben sperare nel futuro. Molte volte i primi che denunciano le malefatte dei propri figli sono i genitori. Ma non è tutto buio, esistono giovani che hanno scelto di ribellarsi a questo destino, percorsi di recupero che dimostrano come cambiare sia possibile. Nel 50-60% dei casi gli utenti, diciamo così, minori del nostro servizio a tutela, loro tutela, non si fanno più rivedere presso i nostri uffici. Ciò che vuol dire che non delinquono più, ciò che vuol dire che la famiglia ha trovato il punto giusto nella tutela del minore. Un segnale positivo arriva anche dai numeri. Dal 2021 a oggi i reati commessi dai minori nel Nisseno sono diminuiti di oltre il 30%, un'inversione di tendenza che mostra come il futuro di Gela e dei suoi ragazzi non sia scritto, ma ancora tutto da costruire. Un funzionario del TAR di Palermo è accusato di aver intascato le tasse di registro che i cittadini e avvocati pagano per i ricorsi amministrativi. Per lui è scattato il licenziamento ed è ora indagato sia dalla Procura Penale che da quella della Corte dei Conti. Maglio Viola. C'è un buco nelle casse del TAR della Sicilia, un buco nei conti delle tasse che vengono pagate dai cittadini per presentare ricorso al Tribunale amministrativo. Si tratta di importi che vanno da 300 a 6.000 euro per ogni ricorso presentato a seconda del valore del contenzioso, soldi che però nelle casse del TAR non ci sarebbero. La scoperta è stata fatta dagli stessi giudici amministrativi dopo il passaggio di consegne alla guida dell'ufficio che si occupa di questi incassi. La vicenda è stata scoperta qualche tempo fa, ma era rimasta sotto silenzio fino ad adesso. Ora
L'affattaccia emerge dopo che il Tribunale amministrativo ha licenziato con il sospetto di essersi appropriato di quelle somme il più anziano dipendente. Mauro Basile, cancelliere esperto e considerato un punto di riferimento da tutti, si è visto notificare il provvedimento di licenziamento al culmine di un procedimento disciplinare a suo carico durato qualche mese, e adesso c'è anche una indagine della Procura distrettuale ed una seconda indagine della Corte dei Conti a suo carico. Le verifiche sono state delegate da entrambi alla Guardia di Finanza. Dal TAR nessun commento se non la conferma dei fatti e il dispiacere per una vicenda grave, oltre al riserbo dovuto alle indagini in corso, con una sola precisazione: è stato lo stesso Tribunale amministrativo a scoprire l'ammanco e avviare il procedimento disciplinare, segnalando l'accaduto alle procure competenti. E torniamo a parlare della tragedia del Bajesan. La tempesta in arrivo sarebbe stata sottovalutata, e quanto emerge dalla ricostruzione fatta dal marinaio di guardia tra gli indagati per il naufragio che un anno fa costò la vita a 7 persone. Emanuela Corsi. 2 inchieste aperte, 7 morti, 3 indagati e una causa ancora da accertare. A un anno dal naufragio del Basian nella rada di Porticello emergono nuovi dettagli di quella notte costata la vita, tra gli altri, anche al magnate britannico Mike Lynch, proprietario del veliero. A fornirli è il marinaio di guardia Matthew Griffiths, indagato per naufragio colposo e omicidio plurimo colposo assieme al comandante e all'ufficiale di macchina. Per tutta la notte ho visto che la tempesta stava arrivando verso di noi, avrebbe detto il marinaio alla procura di Termini Imerese alla guardia costiera. Era l'una. Fino alle 4 non mi ero preoccupato. A quell'ora poi, secondo il racconto dell'indagato, la tempesta diventava sempre più forte e l'imbarcazione cominciava ad indietreggiare. A quel punto, verso le 4:10, decise di chiamare il comandante Catfield, che arrivò sul ponte di comando. Griffiths ha poi ammesso: potevo svegliare prima il comandante e chiudere i portelli di prua prima, ma non credo che la barca poteva salvarsi. Nelle parole di Griffiths potrebbe esserci l'origine della catena di errori umani che hanno portato alla tragedia, ma la versione non coincide con quanto accertato dalla Capitaneria di Porto, soprattutto per quanto riguarda gli orari. Il messaggio di affondamento lanciato da un GPS è delle 4:06. I superstiti invece collocherebbero l'affondamento alle 4:24. Tanti ancora i punti irrisolti e soprattutto una domanda: perché è affondato il Basian? Archiviata l'inchiesta sulla mostra milionaria della Sicilia a Cannes, niente processo penale per i funzionari regionali che firmarono i contratti da 3.700.000 euro in 3 anni, nonostante il TAR abbia deliberato che quell'affidamento senza gara fosse illegittimo. Maglio Viola. Non ci sarà nessun processo penale per lo scandalo della mostra milionaria della Sicilia a Cannes. Nonostante l'incarico da 3.700.000 euro affidato alla società del Lussemburgo Absolute Blue fosse illegittimo, così come sentenziato dal TAR il 9 marzo del 2024 con decisione passata in giudicato ad aprile, questa illegittimità non costituisce però un reato di natura penale. Lo ha deciso il GIP di Palermo Patrizia Ferro, che ha archiviato l'inchiesta considerando le prove acquisite non sufficienti a portare ad un processo. Archiviazione quindi per Lucia Di Fattaldo, la dirigente generale del turismo, per Calogero Franco Fazio, il dirigente che firmò il contratto da 3.700.000 euro, per Nicola Tarantino, responsabile della Sicilia Film Commission. L'archiviazione sul fronte penale era un fatto atteso da tempo ormai. La Procura europea, che aveva ricevuto la segnalazione del TAR e indagando su questi fatti aveva riscontrato la difficoltà a provare un reato e trasmesso a sua volta gli atti alla Procura di Palermo per approfondire altri aspetti emersi durante l'inchiesta ma non legati direttamente alla mostra di Cannes. Aspetti quindi di non competenza della EPPO. Da lì hanno avuto origine altre 2 inchieste, in particolare i filoni che hanno portato all'indagine sul presidente dell'ARS Gaetano Calvagno e sul suo entourage, e a quella per i contributi dell'assessorato al turismo, intanto transitato sotto la guida dell'assessore Elvira Amata. Quest'ultima è stata ascoltata dagli inquirenti appena l'altro ieri, a distanza di 2 mesi dall'avviso di conclusione indagini, e ora si attendono le decisioni della Procura sull'eventuale richiesta di rinvio a giudizio ed a seguire quelle del GIP anche su questi altri 2 filoni di indagine. Dopo lo sfondamento del cordone di sicurezza della polizia da parte degli ultra e altri episodi di violenza, sono state vietate le prime 2 trasferte ai tifosi di Nissa e San Cataldese. Il servizio di Rita Cinardi.
Prime due trasferte vietate nel campionato di Serie D per i tifosi di Nice e San Cataldese. Il comportamento tenuto da alcuni ultra durante la partita di Coppa Italia del 31 agosto penalizzerà i tifosi delle due squadre che in molti casi avevano già prenotato il bus per andare a supportare le rispettive società. Grazie al servizio d'ordine organizzato dalla Questura di Caltanissetta, che ha messo in campo una vera e propria corazzata di agenti, non si sono verificati gravi incidenti, ma come si può vedere dalle immagini, tra gli episodi più gravi poco prima della partita si è registrato un vero e proprio sfondamento da parte dei tifosi della San Cataldese del cordone di polizia posto a sicurezza dell'ingresso. Inoltre nel pre-partita i tifosi avrebbero più volte cercato di scontrarsi fuori dallo stadio senza riuscirvi grazie all'intervento dei poliziotti del dispositivo di ordine pubblico, agenti contro i quali sarebbero state scagliate pietre e mattoni che per fortuna non sono andati a bersaglio. Gli ultra della San Cataldese avrebbero poi danneggiato alcune strutture dello stadio Tomaselli. Intanto il questore Pinuccio Albertino Agnello ha emesso il primo daspo nei confronti di un 19enne tifoso della San Cataldese che è stato trovato con 2 fumogeni nascosti sotto i vestiti. Al vaglio della polizia la posizione di diversi ultra di entrambe le tifoserie, nei confronti dei quali saranno emessi altri daspo. A questo punto è molto probabile che i prossimi incontri tra Nice e San Cataldese, nella migliore delle ipotesi, si giochino senza la presenza di pubblico avversario, se non a porte chiuse. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno scoperto una piantagione di marijuana nascosta in un capannone situato in un'area rurale nel comune di Bolognetta. Sono stati sequestrati oltre 34 kg di marijuana. Un uomo è stato tratto in arresto ed è stato denunciato un suo complice. All'interno dell'immobile era stato realizzato un sofisticato laboratorio per la produzione di stupefacenti, completo di lampade alogene, ventilatori, condizionatori e umidificatori, tutti utilizzati per ricreare le condizioni ottimali di crescita delle piante di sostanza stupefacente. E cambiamo argomento, parliamo del mercato dei mutui. Secondo Banca Italia i siciliani non si scoraggiano e i numeri parlano di una crescita dei prestiti alle famiglie e di una diminuzione dei tassi di interesse. L'età media di chi richiede un mutuo è di 40 anni e 8 mesi. Il servizio di Orazio Longo. Il sogno di una casa di proprietà continua a fare parte dei punti fermi di una vita, ma il percorso per poterne acquistare una si presenta spesso tortuoso. Nonostante tutto, secondo i dati dell'ultimo report annuale di Banca Italia, i siciliani non si scoraggiano e i numeri parlano di una crescita dei prestiti alle famiglie e di un aumento dei mutui grazie a un certo calo dei tassi di interesse. E se si assiste a un costante ridimensionamento della rete degli sportelli bancari, dall'altra parte c'è un rafforzamento dell'uso di tecnologie digitali nei rapporti tra le banche e la clientela. In questo contesto, secondo uno studio realizzato dall'Osservatorio Mutui Online, in Sicilia nel 2025 l'età media di chi richiede un mutuo è di 40 anni e 8 mesi. La durata dei finanziamenti è aumentata a 23 anni e 8 mesi. L'importo medio richiesto è salito da 116 a 119 mila euro. Il valore medio degli immobili mutuati è aumentato di 700 euro, raggiungendo quota 179.400 euro. Più di metà delle richieste di mutuo si riferisce all'acquisto della prima casa. Enna è la provincia dove l'età media dei richiedenti è calata maggiormente in Italia, attestandosi a 39 anni e 4 mesi. Ed è anche la provincia dove è aumentata di più la durata del mutuo, 23 anni e 4 mesi, con un importo medio richiesto di 106.000 euro. Agrigento è la provincia in cui il valore medio degli immobili è cresciuto maggiormente, passando da 148 a 160.000 euro. A Catania la flessione di circa 1.000 euro porta il valore medio degli immobili a 182.000 euro, con un importo medio richiesto di 122.000 euro. Il valore a Palermo si attesta a 187.000 euro, a Messina a 184.000 euro. L'età più bassa fra i richiedenti è a Caltanissetta, 38 anni e 8 mesi, con un importo medio richiesto di 98.000 euro. La pace in cammino da Palermo a Strasburgo. La carovana delle Acli ha fatto tappa a Favara per rilanciare dal cuore della Sicilia un messaggio di dialogo e solidarietà che attraverserà l'Europa. Davide Sardo.
La pace come strada da percorrere insieme. Ha fatto tappa a Favara la carovana delle Acli, partita da Palermo il 2 settembre per un lungo viaggio che attraverserà l'Italia fino a Strasburgo. Nella sede del comune, gemellato con Gaza, il focus è stato sul valore del lavoro sociale e culturale che negli anni ha trasformato luoghi di marginalità in spazi di comunità e solidarietà. In un tempo segnato dalle guerre in Medio Oriente e in Ucraina, che continuano a lacerare popoli e coscienze, il messaggio è chiaro: la pace non è un sogno astratto, ma una responsabilità condivisa. Parte da Favara questo grande messaggio di pace che si unisce alle 50 tappe che le Acli hanno programmato. Partecipiamo tutti a questa carovana che si muove, questo è un messaggio veramente che deve andare nel cuore di tutti quanti, nel cuore dei cittadini, ma che deve arrivare principalmente nel cuore dei potenti perché questa pace possa trionfare. La carovana proseguirà in Sicilia con le tappe di Siracusa e Catania. Proprio nel capoluogo etneo sarà presente l'arcivescovo Luigi Renna per sottolineare la dimensione etica e comunitaria del cammino di pace. Un messaggio che parte dal sud e viaggia verso l'Europa. Costruire la pace è possibile, ma solo se diventa impegno quotidiano di tutti. E adesso una pausa, tra poco ci occupiamo di calcio, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, vigilia di campionato per il Catania che domani sera affronterà il Monopoli. I rossazzurri reduci da 2 vittorie consecutive non vogliono fermarsi. A trascinarli un Massimino che si preannuncia stracolmo. Francesco Triolo. 2 vittorie consecutive, l'affidabilità della difesa, la solidità mostrata nell'ultima partita di Cava dei Tirreni. Il Catania però adesso è chiamato ad un'ulteriore conferma. Al Massimino domani sera arriva il Monopoli ed è già una delle partite più attese, una di quelle più insidiose di questo avvio di campionato per la squadra di Mimmo Toscano. Tecnico che dovrebbe confermare la stessa formazione che ha conquistato 2 vittorie consecutive, dando un segnale importante al campionato, ma prima di tutto al suo stesso ambiente. E infatti il Massimino sarà stracolmo, pronto a trascinare i rossazzurri. Noi dobbiamo essere concentrati e rimanere concentrati su noi stessi, fare le cose per bene, la cosa più importante, le cose che sappiamo fare, avere sempre la percezione del pericolo. Rispetto alla vittoria di Siracusa, i pugliesi avranno a disposizione in più anche Giovanni Volpe, arrivato in prestito dal Catanzaro, e da ultimo Riccardo Calcagni, centrocampista classe 94, tesserato in chiusura di mercato dal Novara. È una squadra che la passata stagione ha fatto un ottimo campionato, lo vuole ripetere, quindi le insidie di una gara ci sono tutte. Noi dobbiamo essere pronti, carichi, ed essere pronti soprattutto a quelle che potrebbero essere le situazioni da sfruttare noi e limitare le loro. Calcio d'inizio alle 20:30 su Telecolor, confermato l'appuntamento con diretta stadio, 3 ore live dal Massimino con il racconto del match di Angelo Patanè, Carlo Breve e Marco Carli, le interviste ai protagonisti in anteprima nel post gara, le analisi dei nostri inviati e in studio i messaggi WhatsApp, risultati e classifiche, in più i contributi social e il live streaming su siciliaweb.it. Trapani a Siracusa in trasferta questo fine settimana. Il Trapani domani alle 17:50 affronterà il Sorrento sul neutro di Potenza. Il Siracusa, rinforzatosi dopo gli ultimi acquisti, domenica alle 20:30 andrà a far visita all'Audace Cerignola. Il servizio di Franco Camarasan. Il Trapani per la conferma, il Siracusa per il riscatto. Obiettivo comune è un risultato positivo. Sarebbe il terzo per il Trapani dopo il pari di Casarano e la vittoria sul Latina. Primi punti invece per il Siracusa dopo il ritorno in Serie C a seguito delle sconfitte contro Salernitana e Monopoli. Entrambe in trasferta alle 2 siciliane. Il Trapani contro il Sorrento si gioca domani pomeriggio alle 17:30 al Viviani di Potenza, visto che il vecchio Campo Italia, tanto caro al comandante Achille Lauro, è ancora alle prese con la ristrutturazione. Per l'occasione Aronica potrà disporre degli ultimi arrivati Stramaccioni e Palmieri, anche se si va verso la conferma del
dell'11 sceso in campo contro il Latina. Assenti l'infortunato Nicoli e l'altro difensore Andrei Motok, impegnato stasera con la nazionale della Moldova contro Israele nelle qualificazioni per i prossimi mondiali. Sicuramente delle novità nel Siracusa, che domenica sera alle 20:30 va a far visita all'Audace Cerignola. Il tecnico Turati avrà a disposizione un organico più completo dopo gli arrivi di Pacciardi, Fresen, Cancellieri, Silla e Parigini, quest'ultimo venuto a dare manforte ad un attacco privato di Juan Ignacio Molina, procuratosi la frattura di un menisco nel suo primo allenamento a Siracusa. Compito non facile per Turati scegliere un 11 in un cantiere che in settimana ha cercato di assemblare, facendo leva sui nuovi arrivati, alcuni dei quali però con una dote non indifferente di esperienza. E per questa edizione è tutto. TG Sicilia torna alle ore 20. Grazie per averci seguito e buona giornata.